Cappotto del centrodestra che vince tutti i collegi uninominali, Lega primo partito con un risultato complessivo del 33%, Movimento 5 Stelle secondo partito con oltre il 24% e PD mai così basso, crollato sotto il 17%. Deludente il risultato di Liberi e Uguali che supera il 3% solo in alcuni collegi, agli altri partiti restano solo le briciole. È questo in sintesi l'andamento del voto per le politiche 2018 nel Veneto. Il carroccio cresce dell'11% rispetto alle precedenti politiche e triplica il risultato di Forza Italia. Certa al momento solo l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, 19 alla Camera e 9 al Senato, tutti al centrodestra. Bisogna aspettare le ripartizioni e gli eventuali avanzi per sapere con certezza i nomi degli eletti nel proporzionale. L'Osservatorio elettorale della Regione Veneto ha presentato le prime stime con un grado di attendibilità molto elevato anche per la parte plurinominale ed anche qui a cappotto del centrodestra. 11 seggi alla Camera e 5 al Senato andrebbero alla Lega, 3 alla Camera e 2 al Senato a Forza Italia, 2 alla Camera e 1 al Senato a Fratelli d'Italia, 7 alla Camera e 3 al Senato al Partito Democratico ed infine 8 alla Camera e 4 al Senato al Movimento 5 Stelle.